Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. L'Assemblea regionale ha bocciato il bilancio consolidato con il governo che non raggiunge la maggioranza nella votazione che ha visto 28 contrari e 28 favorevoli. Secondo il regolamento parlamentare però in caso di parità prevale il voto contrario. L'Università degli Studi di Messina per la prima volta nella storia ha un magnifico rettore donna, si tratta di Giovanna Spatari. Dopo aver fatto parte dell'esecutivo di Salvatore Cuzzocrea, Spatari si è candidata per la massima carica accademica vincendo l'elezione con 624 voti. Ha raccolto quasi 40.000 firme la petizione per lasciare il piccolo Miele, il neonato abbandonato per strada 3 anni fa a Ragusa, con la famiglia affidataria. Quest'ultima, dopo una sentenza della Cassazione, dovrà infatti restituirlo alla madre biologica. Grave incidente oggi intorno alle 14 sulla strada statale 117 bis, precisamente in zona Furma, in territorio ennese, dove un camion si è ribaltato dopo aver urtato violentemente un'autovettura. Ci sarebbero dei feriti. Chiudiamo con il meteo. Per la giornata di domani la Sicilia vedrà l'arrivo di correnti secche in serata che porteranno a un rapido rasserenamento dopo una giornata segnata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, temperature in lieve rialzo. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.